In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 22 luglio 2025. L'ostruzionismo danneggia la Sicilia. Il PD e 5 Stelle faranno ostruzionismo impedendo l'approvazione delle leggi finché Schifani non relazionerà in aula sulle indagini su esponenti di governo e sul presidente dell'ARS. Francamente non si capisce di cosa dovrebbe parlare Schifani, atteso che quasi tutti gli atti sono ancora riservati. Intanto gli agricoltori e i sindacati protestano contro il blocco dei lavori che danneggia la Sicilia e impedisce l'approvazione della legge sui consorzi di bonifica. PD non si esclude di portare le carte in tribunale. Si è tenuto ieri all'Hotel Plaza di Catania l'incontro delle componenti del PD di opposizione al segretario regionale lo schleiniano Anthony Barbagallo. Presente Stefano Bonaccini, presidente nazionale del PD, davanti a una sala gremita con la maggioranza dei deputati regionali, il deputato europeo Peppino Lupo e lo storico esponente Enzo Bianco. Bonaccini non ha escluso sulle vicende siciliane nemmeno il ricorso al tribunale. Il caos continua. Il sindaco di Ragusa in Forza Italia. Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, dopo giorni di chiacchiericcio in città, ha confermato la propria adesione a Forza Italia. L'adesione formale è avvenuta a Roma nel corso di un incontro con il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Per Forza Italia si tratta di un importante rafforzamento, specie in provincia di Ragusa. Si avvia auspicabilmente al termine la stagione degli indipendenti. La politica si fa dentro i partiti. Accordo tra Roma e Sicilia per limitare l'impatto dei dazi. Il presidente Schifani ha incontrato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani sulla questione dello sviluppo dell'export siciliano relativamente alla questione dei dazi. Tajani ha assicurato il sostegno della rete diplomatica italiana per sostenere le aziende, concordata l'istituzione di una task force per rafforzare le imprese siciliane e il loro export. Schifani ha confermato la volontà di stanziare risorse a questo scopo nella prossima manovra. Goletta Verde, inquinato il 44% del mare siciliano? Quasi la metà dei campioni prelevati da Goletta Verde, esattamente il 44%, sono risultati superare i limiti massimi previsti dalla legge. Presentati ieri a Porto Empedocle i dati di Legambiente sul mare siciliano. Uno stimolo a migliorare la qualità del nostro mare, ma occorre anche evidenziare che su 25 aree monitorate, le 11 che risultano aver superato i limiti sono in gran parte vicine alla foce di fiumi. Giusti gli allarmi, ma non si esageri. Ancora turisti aggrediti e un tentato stupro. Le aggressioni ai turisti a Palermo hanno assunto un ritmo quasi giornaliero. Ieri 2 austriaci sono stati aggrediti da un gruppo di giovani spacciatori che prima gli hanno proposto della droga e dopo li hanno picchiati senza ragione. Sembra ormai una caccia vera e propria al turista straniero. Un altro tentato stupro poi nella zona del Foro Italico. Una ragazza palermitana è stata trascinata in un vicolo da un uomo di colore, ma è riuscita a fuggire. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.